Allora, prego, professore, avevamo impostato un problema, quello che i residui contenuti nelle banche sono state poi dati ad altre banche che, prego. No, precisiamo la cosa. Sì. Alle banche è stata fatta la cessione di una serie di rapporti giuridici che facevano capo alla LCA. Perché è stata fatta questa operazione? Per consentire la continuità dell'attività bancaria. Se non ci fosse stato questo trasferimento di asset, la conseguenza era che la liquidazione voleva dire chiusura delle banche, chiusura dei conti correnti, licenziamento di massa di tutti i dipendenti e quindi poi perdita anche dei depositi che c'erano stati. Quindi l'operazione di per sé io l'ho vista positivamente. Qual era il suo vizio? È che non aveva misure perequative a favore degli azionisti, questo è il discorso. Cioè, se ci fosse stata la liquidazione, sì, andavano a spasso i dipendenti, andavano a spasso tanti rapporti di conto corrente, di apertura di credito e via dicendo, ma effettivamente sulla liquidazione degli asset gli azionisti avrebbero potuto avere qualche ristoro. Ecco perché il fondo non è solo una riparazione agli imbrogli degli imputati di questi processi, è una necessità perequativa per coloro che appunto hanno subito un danno. Questo è il problema. Però poi di fatto bisogna vedere cosa succede. Allora viene assorbita la Popolare di Vicenza da Banca Intesa, la Banca Intesa licenzia 5.000 dipendenti, come Banca Intesa li mette in pensione, quello che è, e per aggiustare come contrappeso, perché evidentemente una banca è quella che è e non è che puoi assumere e ereditare migliaia di dipendenti. Quindi anche questo passaggio è stato controllato, è stato funzionale, oppure la legge prevede questo ma poi la banca prende con una mano e butta via con l'altra? Questa è la visione dell'azione che sono state fatte dopo, quando sono state incamerate le banche. Ma l'obiettivo della legge era la continuità dell'attività bancaria, questa è stata ottenuta. Ecco, cioè, se non succedeva questo, da un momento all'altro uno che aveva godere di un'apertura di credito si trovava senza apertura di credito, se aveva un mutuo da pagare doveva pagarlo alla liquidazione subito e via dicendo. Quindi no, io non condivido che poi le banche abbia cercato di guadagnarci sopra. Mi sembra ovvio, guarda che le banche sono nate per guadagnare, non sono nate per fare anche noi non è che vogliamo perdere. Noi non vogliamo perdere, anche noi vogliamo guadagnare. Ecco, ma se io devo sacrificare i soldi di uno per poter fare i miei affari, è un altro paio di maniche. Un conto è il traghettatore, un conto invece è il lupo manalo. Ma il fondo ha avuto questa finalità perequativa, a mio avviso, quando si sosteneva ma gli azionisti sono investitori a rischio e via dicendo. Un momento, il rischio dell'azionista è più che altro un rischio di mercato, qui era un rischio invece da truffe, ma c'era poi il problema che in effetti una diversa liquidazione avrebbe consentito a loro un vantaggio, però con danno di tanti altri. Questo è il punto. Cioè hanno cancellato i diritti, dobbiamo metterci in testa. Non c'è stata perequazione, però la sostanza, qua penso che siamo d'accordo, però il problema è che comunque cioè chi ha ottenuto il danno maggiore sono stati i risparmiatori, perché comunque, per carità, adesso c'è il fondo, ma quella volta è vero che è successo questo, ma c'era anche la possibilità, si ricorda che c'era il fondo, quello americano,
che avevamo detto ma perché fate questa operazione invece di fare l'operazione di metterle in liquidazione, pagate le sanzioni che costava meno, si ricorda, e poi invece hanno fatto sta scelta, che però sta scelta, come dice il professore, ha creato una disequità di diritti perché hanno cancellato le banche, hanno regalato a Banca Intesa le due banche, e questo siamo d'accordo, perché l'ha pagato un euro, certo, l'asset e tutti gli asset è bene ricordarlo questo, ma poi la cosa che adesso passa, c'è il problema di chi si è indebitato, che deve pagare quindi i NPL, c'è tutto quel problema che tanti non si rendono conto che il fondo sì è arrivato, ma uno che ha un debito lo deve comunque pagare. Certo. E quindi se gli hanno portato via i risparmi e si è indebitato, deve pagare il mutuo. Questo è. E questo, la differenza anche di altre situazioni che tanti sottovalutano, è proprio questo, che noi oltre al discorso della perequazione, quindi hanno cancellato il diritto ad avere giustizia, perché ti cancello la banca e ti levo via tutto. Tutti i crediti ma quello che si era indebitato, oltre ad avergli portato via i soldi, il mutuo l'ha firmato, e lo deve arriva l'AMCO di turno, quello che è, cioè l'AMCO per i telespettatori è l'azienda che ha rilevato i crediti e pretende che vengano pagati. Poi troverà una transazione se la controparte non riesce a pagare, però teniamo presente anche un'altra cosa, che i rimborsi che voi adesso ottenete sono per i piccoli risparmiatori, che è una bella cosa. Ma chi ha lasciato miliardi dentro non li vede più. Le aziende che non rientrano in quello spazio piccolo, per cui devono avere al massimo 20 dipendenti che non possono avere crediti più di tanto, eccetera, questi non avranno nulla. Allora mi domando, se chi ha ereditato i crediti della banca non può in qualche maniera agevolare, perché saranno diventati i loro clienti, agevolare questi, perché i danni sono tanti e questi fanno una somma superiore a tutti i piccoli risparmiatori. Questo è il problema. Allora, ho capito che è una bella cosa, perché piuttosto che niente, il vecchio proverbio dice va bene anche il piuttosto, però è una contraddizione, professore. No, è il capitalismo, risponderei, inutile che certo. oltre un certo limite le cose sono quelle che sono. Cioè le banche fanno quello che vogliono, poi fanno quello che vogliono, se falliscono si organizzano per tempo in maniera tale che poi nessuno può dire più niente, se hanno gli amici come è successo nella Popolare di Vicenza, liquidano gli amici subito, no? E c'è qualche anche famoso presentatore della RAI che si è portato a casa 5 milioni l'anno prima, però nessuno va a domandargli. Certamente siamo d'accordo che ci sono situazioni drammatiche, sono state commesse parecchie porcherie, insomma, del resto il Tribunale di Vicenza ha emesso delle sentenze di condanna abbastanza severe. Ecco, a proposito del Tribunale di Vicenza, allora mi risulta che hanno secretato i documenti delle banche. Ma ci sono dei documenti che di per sé, i documenti della Banca d'Italia sono segretati. Se l'autorità giudiziaria non dispone che vengano dissequestrati, deve essere l'autorità giudiziaria penale, restano segreti. E l'autorità adesso per esempio la Popolare di Vicenza, l'autorità giudiziaria non ha detto desecretiamo così la gente capisce, cioè ha bisogno di capire, di sapere, no, non ha fatto nulla. Queste sono valutazioni che fa l'accusa. Per l'accusa il processo aveva delle contestazioni, sulla base di queste contestazioni ha fatto assumere le prove che hanno portato in effetti alla condanna di 4 imputati, salvo 2
diciamo così, assolti per mancanza di dolo. Questo appartiene alla... Ma la segretazione credo che sia anche relativa agli atti delle commissioni d'inchiesta parlamentare soprattutto. Anche Casini? Quella di Casini, il problema. segreto di Stato? E la commissione questa perché? non riesce ad perché? secretare. Questo credo che sia il problema Perché più... Casini ha detto ma adesso segretiamo tutto, ci sono tanti segreti, cosa c'è la bomba atomica dentro, c'è, non so. Ma probabilmente sa, qua ci sono tante porcherie di mezzo, insomma, cioè non è che siamo un paese di gente onesta mediamente, quindi Ma un parlamentare è eletto dalla... Se mettiamo in discussione tante situazioni corriamo il rischio anche di avere una delegittimazione, che so, della classe politica per intero, della dirigenza della Banca d'Italia. Ma sono parlamentari, li abbiamo eletti noi perché facciano il nostro utile, non quello di... Perché se un parlamentare secreta queste cose, o c'è la formula della bomba atomica, la bomba H, della bomba a zar, per carità, oppure cosa c'era? La mafia dentro? Cosa c'era? I servizi segreti? Tutto è possibile. Cioè gli dice che sto indovinando? Ma c'è una certa probabilità. Ecco, allora io mi domando se si può fare fallire una banca e poi nascondere tutte queste cose. E questo è ancora peggio, credo. Perché non può fallire una banca che dentro questa banca e la commissione d'inchiesta non va a scavare cosa è successo in questa banca? Abbiamo visto Borsellino e Falcone, non c'è più Borsellino e Falcone, ma mi pare che non ci ha avuto neanche eredi in questo senso. No, ma io condivido, queste sono le nostre vergogne italiche, per cui ci si nasconde con qualche foglia di fico, cosa vuole che dicano? Io non ho nessuna stima della maggioranza degli italiani, lo dico subito, quindi... Adesso parliamo delle banche poi italiane. Vabbè, ma comunque tutto, ogni ambiente è espressione della società nel suo complesso, insomma, non è adesso le banche, le banche hanno avuto amministratori che hanno voluto continuare l'attività bancaria quando dovevano chiudere. Parliamoci chiaro, la Popolare di Vicenza, il Veneto Banca, nel 2008 dovevano chiudere. Non continuare a vendere azioni, fra l'altro ipervalutate rispetto alla realtà. E questo non lo dico io, lo dice lo stesso difensore di Zonin, l'avvocato Ambrosetti. Non c'era più sostenibilità nel lungo tempo di queste banche. Cioè, le popolari erano destinate a questa sorte. L'aver continuato ha poi portato a tutti questi giri di azioni baciate, quindi finanziamenti su azioni, valutazione dell'azione irrealistica, perché il valore dell'azione veniva dato su una prospettiva di reddito che non aveva nessuna possibilità di essere realizzata. Questo è il fatto. Le azioni della Banca Popolare di Vicenza, tutto concedere, valevano la metà di quello a cui sono state vendute. Questo è il fatto. Indubbiamente c'è un problema di autorità di vigilanza che non può essere una vigilanza puramente formale, ma deve guardare alla sostanza, quindi guardare anche se in effetti poi quella banca può reggersi oppure continua a andare avanti con sistemi molto discutibili come poi sono stati accertati. Questo è. Allora, chi presiede al controllo la Banca d'Italia non ha nessuna responsabilità? No, a mio avviso sarebbe anche ipotizzabile una responsabilità della Banca d'Italia. Fra l'altro, ecco, io ho notato una cosa che fra l'altro mi preoccupa poi sul proseguo del processo. Dunque,
la competenza del Tribunale di Vicenza è nata perché vi sia stata un'ispezione nel 2012 della Banca d'Italia. E si dice nell'accusa: in questa ispezione avete nascosto le lettere di garanzia che garantivano chi acquistava le azioni dietro finanziamento, avete nascosto il fenomeno. In realtà non è proprio così, perché vi sono almeno 2 testi che dicono no, noi gli abbiamo dato i fogli, gli abbiamo dato l'accesso a tutta la documentazione. E poi la Banca d'Italia che cosa ci viene a dire? Ah no, ma noi non abbiamo fatto caso a queste cose comunque, perché la nostra ispezione non riguardava le cosiddette baciate, cioè i finanziamenti per l'acquisto delle azioni, ma riguardava invece la bontà del credito. Ma allora, se era estraneo all'ispezione la storia delle baciate, come fai tu allora a fare un'imputazione e incardinare la competenza al Tribunale di Vicenza? C'è anche il rischio che questa sentenza venga poi un domani cassata. Perché non è competente il Tribunale? Perché è competenza del Tribunale di Roma o il Tribunale di Milano. In appello questo? Già in appello. Ma allora, ci sono giudici, abbiamo persone che stanno facendo il mestiere per difendere i cittadini italiani, oppure è un gioco delle 3 carte? Dipende dalle singole persone, questo, credo che ci sia anche dei problemi di formazione e preparazione, adesso devo dire, cioè per queste materie tipo le banche non è adatto un tribunale di provincia, insomma, parliamoci chiaro. Lì i processi grossi vanno fatti a Milano o a Roma, dove c'è anche un'esperienza della magistratura in grado di... Professore, è una domanda banale, ma se io sono dentista non è che faccio un trapianto di cuore. Cioè, se il giudice sa che non è in grado di poter giudicare perché non è non tanto competente localmente, ma non ha la capacità e la profondità o l'esperienza, perché chiaramente una provincia non presenta tutti questi casi difficili, no? Questo è un caso difficile. Allora, la magistratura, il centro della magistratura, non è in grado di sopperire a questo e dire mettiamo un giudice in grado di sapere giudicare, perché l'hanno già cambiato poi con lo scherzetto che c'era un'incompatibilità dopo 3 anni, si è accorto dopo 3 anni, si vede che dormiva, era drogato, non lo so quello che c'era prima. Giudici dormienti. Credo che il problema sia quello di magistrature specializzate, ovviamente. Questo è il discorso. È chiaro che è difficile allora ancorare la competenza in tribunali di provincia, procure, insomma, ecco. Ma guarda che per esempio poi per il civile invece c'è il Tribunale delle Imprese, per esempio, no? Che invece è un tribunale che giudica appunto di quelle controversie che riguardano l'esercizio delle imprese, che è nel capoluogo del distretto. Quindi credo che la soluzione sia eventualmente in una riforma della stessa procedura penale che attribuisca competenze territoriali laddove sia possibile la formazione anche di magistrati esperti, insomma. Oggi non si può, oggi si presume che uno vinto il concorso sappia tutto, no? Come non so, anche un avvocato sappia tutto, ma cosa sa? Anche un medico non può sapere tutto ormai, le cose sono talmente varie. Un medico, vabbè, io per un male al ginocchio ho fatto già 4 o 5 medici, figurarsi, perché non sono... Perché dice, se ho male al ginocchio, ho la caviglia che si gonfia, no, quello ci vuole un altro specialista. Certo. Adesso questo è
un'esagerazione, perché avere l'odore del problema dovrebbe averlo ogni professionista. Dopodiché si dice, vabbè, adesso vai da un'altra parte, vai da quello che è specializzato. O non fare niente. Sì. Ma ecco, perché io ripeto, il problema di questi processi sono complessi, delicati e via dicendo, è che occorre una magistratura specializzata, insomma, ecco, non può essere quello che si occupa normalmente dello piccolo spaccio di droga, poi improvvisamente diventa procuratore di questioni complesse sotto il profilo tecnico-giuridico e profilo fattuale. Insomma. Sì, ma quanto si prevede possa durare questo processo penale? Non c'è il rischio che alla fine vengano assolti per decorrenza dei termini? La prescrizione? Sì. Può essere. Cioè, cosa vuol dire? Praticamente siamo a rischio prescrizione oppure... Qualche annetto ancora avanza, mi sembra, adesso devo fare i conti, siamo nel 2014, un paio d'anni ci sono ancora. Quindi Del Popolare di Vicenza. Parlo del Popolare di Vicenza, quindi credo che qualche rischio di prescrizione c'è. Sì, quindi in che fase siamo nei tre? Siamo in primo grado. In primo grado, quindi poi c'è deve l'appello, essere la depositata Cassazione. la sentenza. Poi dopo vi sono 45 giorni per le impugnazioni, poi gli atti devono essere trasmessi. E l'appello sarà naturalmente a Vicenza? No, l'appello a Venezia. A Venezia, scusa, sì, a Vicenza. No, l'appello a Venezia, la Corte d'Appello di Venezia non è che proprio sia il massimo del funzionamento, vedremo quello che faranno. Con il rischio precedente che può essere trasferito. Beh, dopo quello c'è anche sto rischio, adesso e questo rappresenterebbe un ulteriore ritardo. Perché non voglio dare idee ai difensori, ma anche se non ne hanno bisogno per la verità, ma insomma sollecitare l'attenzione. No, ma spieghiamo ai telespettatori il gioco delle tre carte, così riescono a capire che... Perché c'è qualcuno, quante persone, quanti anziani sono morti fino adesso, ne abbiamo contezza, quanti sono morti senza avere il rimborso ancora? Sono dentro a quei 152.000 persone. Che non hanno presentato le domande. C'è qualche centinaio di persone? Non c'è una statistica? Come associazione nostra, noi abbiamo avuto dall'inizio, diciamo 2018, una mortalità del 12%. Quindi se io mi auguro non sia così, il 12% quindi su 600.000? Su 300.000 persone, il 12%. No, su tutti sì, sui 320.000, sono 320.000 i risparmiatori. Quelli che no, tutti. Sono 600.000, no? No, tutti. Delle 11 banche sono 320.000. 320.000. Il 10% quindi, sono 32.000 persone. Insomma. Ecco, quindi diciamo che la gente fa tempo a morire senza avere non un rimborso, che sarebbe magari, ma nemmeno la soddisfazione di vedere la condanna, perché la condanna è fondamentale per dare concretezza, a dare un senso alla giustizia, no, professore? Bisogna vivere a lungo per vedere come va a finire un processo, e questo è indispensabile. Ma io ho assistito a dei processi a Delaware. Dei processi? A Delaware in America, no? Ma non c'era che rimandavano di una settimana, di un mese l'udienza e poi discutevano. Facevano uno dietro l'altro, ogni mattina partiva e c'era il giudice che gestiva tutto, chiedeva le eccezioni, faceva tutto, ma non rimandava più di tanto. Processi che si sono risolti in 3 mesi, il primo stadio. Magari è così che dovrebbero fare. Ed era il processo della Metro-Goldwyn-Mayer. Ma è quello che si dovrebbe fare. Noi manca la concentrazione processuale, cioè le udienze non vengono celebrate in sequenza, ma a distanza magari anche di un anno. Appunto, si perde il filo, ma viene cambiato il giudice, si ricomincia da capo?
Adesso non si comincia di più perché la Cassazione è intervenuta, dice no, vabbè, si ricomincia da capo se ci sono varie ragioni, perché poi naturalmente il sistema cerca di salvarsi. Ma il vero problema è proprio quello della concentrazione processuale, che questa è una cosa che proprio è completamente estranea alla prassi della nostra... E contro la giustizia. Secondo me sì, anche perché poi rende ridicolo il principio di immediatezza per cui è il giudice che assiste alle prove che poi giudica. Se giudichi dopo un anno non mi direi che ti ricordi che faccia aveva il testimone o che espressione i dettagli che ha detto o la sostanza della causa. Praticamente poi la decisione la fa non tanto su quello che vede in udienza, ma la fa sui verbali, per fortuna almeno quelli. Sì, attenzione, sì. Perché il giudice poi ha altre cause. Non ha solo questa. Ma esatto, no, quindi il giudice deve tenere a mente tutte le cause per anni. Sì. Cioè questa è ingiustizia, il fondamento dell'ingiustizia. Cioè io posso scrivere la legge più bella del mondo, ma non sarà mai applicata perché il meccanismo non lo consente. Esatto. No, condivido. Quello della concentrazione delle udienze dovrebbe essere una regola processuale rigorosa prevista a pena di nullità, invece non è così. Io dico la verità, ricordo di aver dato discussione a dei processi in cui non ricordavo più niente perché è passato un anno e mezzo dall'ultima udienza, vabbè, altre cose a cui pensare, giustamente, altre cause, altre via. E quindi dove è andata a finire l'oralità, immediatezza, non esiste più. Il contraddittorio, la possibilità di sviluppare una logica, la logica si ferma perché devo riprendere tutto e reimpostare tutto e poi la giustizia la faccio su quello che... Ci sono processi come questo che avranno migliaia di pagine da leggere. Ma noi siamo stati fortunati, però ricordiamocelo, perché noi abbiamo avuto una commissione d'inchiesta parlamentare, quella di Casini, che comunque qualcosa ha portato, perché quello che era stato chiesto alla commissione era quella di accertare che fosse stata una truffa in modo da avere il là all'emendamento del fondo, che poi è stato fatto, ma poi è stato fatto il principio del fondo, ma però è stato segretato il discorso di Banca Italia. E il segreto di Stato noi ci abbiamo provato a chiedere, non esiste, e là abbiamo fatto 2 commissioni di inchiesta regionali, un'altra inchiesta parlamentare sulle banche, cioè quindi noi siamo anche fortunati che del problema hanno cercato e non se ne viene fuori, quindi per fortuna che ci sono stati i conti dormienti e il principio del fondo. Perché se no anche quei poveri, perché io sono d'accordo con lei professore, cioè qua ci dimentichiamo di chi, delle imprese che gli hanno portato via milioni di euro e quelle imprese là non hanno avuto niente e sono in difficoltà ora. E di questo, siccome il fondo dei conti dormienti ha molta capacità, però come diceva il professore ci sono anche altri problemi in questo periodo, però sognare non costa niente. Io vedo la possibilità, cioè sognerei la possibilità di aiutare quelle imprese che sono state messe in difficoltà dalle banche e poi travolte dal Covid. Certo. Quindi è per quello anche noi abbiamo fatto tutta una serie di attività con forza maggiore, che il professore ha redatto la legge assieme al tributarista Mazzò, che anche ieri abbiamo ricordato al governo. Quindi andiamo in cerca di quelle situazioni meritorie che sono state danneggiate dalle banche e dal Covid. Quindi il merito, l'eccellenza, andiamo a cercarla, diamo di forza maggiore, quindi spostiamo le eventuali scadenze
E tutta la politica si sta dando da fare a questo verso, in questo senso, perché c'è l'unità nazionale, perché il problema è devastante, ma figuriamoci, è devastante per chi non ha avuto il problema con le banche. Un'azienda che ha perso anche 100.000 euro e adesso ha il problema del Covid, è stata chiusa, come cavolo fa ad andare avanti? Anche se fa un prodotto, quelle bisogna aiutarle. E bisogna che la politica si svegli, e no, gli chiediamo di desecretare, non si può, perché è segreto di Stato Banca Italia. Io alla commissione nuova gli ho detto solo una cosa, inutile che fate tanti discorsi, desecretate i documenti di Banca Italia. E poi succede che a Vicenza Banca Italia, uno schiaffo enorme ai risparmiatori, si è costituita e ha vinto. Consob lo stesso. Quindi ci sono le assurdità delle assurdità e vai! Cioè vince più forte. Cioè, Banca Italia si è costituita, ha vinto. Quindi il discorso che ha fatto il professore, che è giusto, perché lo hanno verificato in regione, in Parlamento, l'hanno detto tutti che fra Consob e Banca d'Italia non ha funzionato. Certo, è mancato però il controllo. Banca d'Italia continua ad andare avanti, ma i problemi non è che si sono risolti, perché io mi auguro di no, ma attenzione, quando noi abbiamo chiesto a commissione d'inchiesta, abbiamo detto va bene, creiamo il fondo che ristora, ma attenzione, dovete fare uno stop, bisogna creare nuove leggi. Cioè, il professore ne ha proposte di tutti i colori per il discorso di Banca Italia. Siamo riusciti a fare il fondo. Però non è che non ci siamo, ieri abbiamo fatto delle proposte, noi non molliamo il filone dei conti dormienti. Ieri in Consap abbiamo portato, perché giriamo sui due fronti, il servizio lo dice, 4 miliardi e 400 milioni restituiti, prima non era così. Ieri siamo andati con un'azienda che aveva gli assegni circolari, seguita da Mazzon, abbiamo fatto la richiesta, cioè sono stati risvegliati ieri sui 20.000 euro, e questi per questa azienda che erano assegni circolari, questi sono una manna. Certo, cioè, spieghiamolo meglio ai telespettatori. Sono usciti 4 miliardi di conti dormienti, com'è avvenuto questo? Praticamente erano polizze, c'è il problema che chi aveva le polizze assicurative o dei conti correnti o dei libretti nella banca o polizze vita nelle assicurazioni, prendiamo le polizze vita, che questo è il caso specifico, c'era il problema che chi in sostanza passava i 10 anni e magari decedeva, gli eredi non venivano interpellati. Perché? Perché le assicurazioni con l'IVAS c'era lo scambio dei codici fiscali, che c'era un errore informatico da anni che non riuscivano a controllare i deceduti. Quindi passavano i 10 e i 20 anni e tutti questi soldi andavano là. Una persona aveva, per spiegarlo banalmente ai nostri telespettatori, una persona aveva una sua assicurazione, magari anche in polizza vita, decede, i parenti, perché magari vive da solo, non lo sanno, e la banca non si preoccupa di informarli, perché non solo, ma addirittura tra le due non c'è un collegamento, perché c'è la banca e le assicurazioni fino al 2018 avevano l'obbligo di pubblicizzare, ma lo facevano qualcuno su qualche giornale, qualcuno nella sede. Poi hanno cambiato, hanno l'obbligo di informare e devono dimostrare che hanno informato. Ora,
come informare? Attaccarlo fuori la vetrinetta? No, adesso hanno l'obbligo di cercare telefonicamente. No, adesso, prima invece non facevano niente. Sì. Se su una polizza vita c'erano 5 beneficiari del Decuius con 5 codici fiscali, io passavo, il Decuius è morto, i 5 codici fiscali li passo, nel passaggio si perdeva un pezzo del codice fiscale, non si riusciva mai a trovarli, quindi quelli automaticamente, se non sapevano, non avrebbero, cioè non ricevevano, perché nelle polizze vita tutti, tanti, e quando lasciano gli eredi, tanti non sapevano che c'era la polizza a loro favore, certo. E quindi il controllo non c'era perché saltava. Ora fortunatamente, grazie, si sono svegliati e insomma hanno aggiustato il software, però bisogna sempre stargli dietro, insomma, perché se uno ha i soldi e li lascia dormire, non è che glieli vanno a dare, questo certo. Bisogna fare delle procedure, però almeno gli enti che ci sono, che gestiscono, parlo di IVAS e Consap, ti danno un riscontro immediato e te lo dicono, ti dicono ok, quindi hanno tutto l'interesse, cioè collaborano con i cittadini, e questo è importante, è molto importante. E questo sistema ha portato alla luce al risveglio di 4 miliardi. Perché, per dire, 2019 io avevo anch'io dei libretti che non sapevo di avere, mi hanno chiamato le banche a dicembre 2019, ecco, quindi, e tantissima gente che conosciamo, anche dei risparmiatori che hanno preso i soldi dal FIR, gli sono arrivati anche i soldi dei conti che avevano, quindi il fondo ha fatto le due direzioni, certo. Quindi ha creato il muro che non ci sarà più nessuno, o meglio ci sarà ancora chi, succede l'incidente, uno non ha eredi, questo succederà perché ce ne sono, ma però non sarà come prima, come 2 o 3 anni fa, che invece era sistematico. Era obbligatorio che fosse dormiente questo conto. Va bene. Allora. Bene, ci fermiamo qui. Sì, allora, non ci fermiamo qui nel senso, scusami la contraddizione, perché la cosa va avanti e ci troveremo più avanti. Quindi, ecco. Noi siamo sempre attenti, continueremo a seguire, ci sarà la riunione del 17 giugno che sicuramente avrà come dire, delle novità, e quindi renderemo partecipi anche i nostri telespettatori. Ringrazio per essere stati con noi il professor Rodolfo Bettiolla, avvocato penalista che ha seguito il caso appunto dell'associazione Ezzelino da Onara 3 dei risparmiatori, e ringrazio anche Patrizio Miatello, presidente dell'associazione, per essere venuto qui in studio con noi. Prima di salutarci ricordo, a proposito di giustizia e di ingiustizie, che Patrick Zaki, come abbiamo detto in apertura, lo studente egiziano che è in carcere dall'8 febbraio del 2020, si trova ancora in carcere perché una settimana fa gli è stata prorogata nuovamente la carcerazione preventiva, altri 45 giorni, così come è stato praticamente dall'inizio della sua detenzione. È stato arrestato mentre rientrava dalla famiglia in Egitto, è accusato per alcuni post che ha pubblicato su una pagina Facebook, che però i difensori dicono non sia la sua, che sono stati ritenuti sovversivi, e per questo appunto si trova in carcere, non ha ancora avuto un processo e si sta aspettando dunque per lui che abbia giustizia e libertà. La stessa situazione si è ripresentata anche in Birmania con Aung San Suu Kyi. Ricordiamo che è stata arrestata a febbraio dopo un colpo di Stato. Nelle scorse settimane è apparsa per la prima volta in tribunale, ma
ricordiamo che i militari hanno deciso di sciogliere il suo partito, che è la Lega Nazionale per la Democrazia, per via giudiziaria. Il partito è accusato di brogli alle elezioni dello scorso novembre. Ecco, nel frattempo poi nel paese continuano gli scontri con i militari, già più di 5.000 persone sono state arrestate e quasi 1.000 sono state uccise dalla giunta militare. Ecco, anche su questi due casi vi terremo aggiornati nelle prossime settimane. Invece, per quanto riguarda la prossima settimana, Ermanno, avevamo una figura femminile che vorremmo presentare ai nostri telespettatori, sì. No? Cioè? La figura di Lucrezia Borgia. Lucrezia Borgia, l'ennesima figlia di un papa, allora si poteva, ma anche recentemente, e quindi questa figura sicuramente emblematica, poi c'è un po' di leggenda, un po' di storia, un po' di tutto, e soprattutto un'epoca che è praticamente il Rinascimento, dove diciamo l'arte emerge in alternativa con l'oppressione che c'era precedentemente nel Medioevo, e quindi il merito è dei vari artisti, Michelangelo piuttosto che Leonardo da Vinci e tutti quelli che vengono dopo, che riportano le immagini che erano vietate prima, perché nel Medioevo non è che si poteva dipingere la figura di, non so, Giove, era proibito, c'erano solo santi, madonne, eccetera. Invece il Rinascimento è una forma di libertà alla quale naturalmente poi si aggiungono anche altre situazioni, e Lucrezia Borgia passa attraverso questo periodo ed è anche vittima di questo periodo, perché chiaramente poi l'uomo ha sempre il sopravvento sulla figura femminile, ma lei non si sa perché, lo scopriremo la prossima settimana, seppellisce ben 3 mariti, quindi qualcosa è successo. Certo, bene, ci fermiamo qui, grazie ancora ai nostri ospiti, al professor Bettiola e a Patrizio Miatello per essere stati con noi, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito fino a quest'ora, ci vediamo venerdì prossimo alle 21 con TV7 Match, buonanotte.